vi prego, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego, mi metto in ginocchio, voglio se è necessario. Io spero che questa sia l'ennesima bufala dei giornalisti sportivi, voglio. Io me lo auguro. Intanto qui la Padula va ammonito, arbitro è simulazione, va ammonito. Comunque Venezia 1, Genova 0, ma questo video uscirà alle ore 9, quindi già saprete com'è finita questa, com'è finita l'Atalanta, come sono finite tutte le partite. Ma boh, comunque noi ci vediamo più tardi per il post di Monza Juventus. Allora, io spero, come già detto, che questa sia una bufala, che nulla di questo sia vero, perché Vagliula, vedete la sedia, io vi Seggio, ve la schiaffo in testa, il primo man, poi è Aurelio De Laurentiis e poi l'ultimo conto. Allora, andiamo per ordine. Buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Allora, innanzitutto, tasto like, commenti, già sapete tutto, no? Già sapete come si fa. Allora, io quest'oggi, mentre stavo facendo i tortini al cioccolato con il cuore caldo al cioccolato bianco, poi mi sono tagliato le cose, mi sono tagliato quello che dovevo fare, sto iniziando a fare per Natale, vabbè, a parte tutte queste stronzate. Mi è arrivata la notifica, e se siete registrati al gruppo Telegram, vi ricordo, in descrizione, gruppo Telegram, gratis, notizie H24 sul Napoli, vabbè, è gratis, non dovete pagare nulla, no, come facciamo, fatti l'abbonamento, il terzo livello ti faccio entrare nel gruppo, no, è tutto gratis, vabbè. Allora, mi è arrivata questa notizia, e io spero che sia una stronzata, dal The Atlantic, va bene? La fonte è il The Atlantic, giornale 2-0 Venezia. Tutti segnano tranne Busio, Rispecim, intanto gol dell'ex. Oristanio? Chi è? Oristanio, gol dell'ex. Allora, è arrivata questa notizia. Il Napoli è interessato, contate fino a 10, a Harry Maguire per sostituire l'infortunato Buongiorno. Sulle sue tracce anche il Galatasaray, che sta monitorando la situazione per capire a quali condizioni potrebbe trasferirsi a gennaio. Allora, voglio, famoci a capirsi che ora siamo sotto Natale e arriveranno i regali, di sicuro arriveranno i regali, vabbè. Però io sotto l'albero di Natale, da Babbo Natale, voglio i pacchi, ma quelli con la roba buona dentro. Vabbè, la PlayStation Porta, intanto hanno annullato con la Genoa, al Venezia. O monopattina, il secondo joystick della PlayStation, vabbè, cose funzionanti, avete capito? Se Babbo Natale mi porta questo pacco, che è già scassato a prescindere, e mi tengo Juan Jesus, e io a questo punto, se devo rischiare di andarmi a prendere un Maguire selvatico, che poi può darsi che lo togli da quell'ambiente lì, diventa un fenomeno, che ne può sapere? Può darsi che togli il posto a Rachmani, buongiorno Maguire, che ne può sapere? L'abbiamo visto con McTominay, vabbè, però ragazzi, non scherziamo veramente, perché veramente io non voglio fare il Maguire che ama Napoli, però c'è questa ipotesi, in questo interesse del Napoli. Dovremmo pure vedere, perché il The Atlantic io non penso che dica le stronzate, però mi sembra strano che il Napoli si vada ad inseguire su Harry Maguire, poi un giocatore che non prende gli spiccioli, quindi anche questo, ragazzi, bisogna anche vederlo. Poi oggi è arrivata la notizia, anche questa è di mezzanotte di questa notte, quindi Foloruscio potrebbe lasciare il Napoli nella finestra del mercato di gennaio, ovvero quella che andremo ora fra pochi giorni ad aprire nel mercato invernale, il famoso mercato di riparazione. E quindi Foloruscio, attenzione, perché Foloruscio, secondo me, se il Napoli potrebbe inserirlo in qualche trattativa, potrebbe farlo tranquillamente, cosa molto interessante, Foloruscio ha avuto l'interesse passato anche della Fiorentina,
sappiamo anche dell'interessamento del Napoli su Biraghi per della Fiorentina, e quindi io non penso si venga a fare uno scambio. Lo scambio lo vedo più su Spinazzola, sinceramente, Spinazzola Biraghi, sinceramente, non su Folorusso Biraghi, perché il Napoli a questo punto ci andrebbe a perdere, diciamoci la verità. E poi sempre Niccolò Scilo questa notte twitta e ci dice: Danilo è ancora un obiettivo primario del Napoli, il brasiliano non è incedibile per la Juventus, che potrebbe cedere. Stava per segnare il Cagliari, Gaetano, vicinissimo al gol. Il brasiliano non è incedibile per la Juventus, che potrebbe cederlo già a gennaio. Non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Danilo vorrebbe giocare ancora in Europa nonostante le offerte ricevute da club sauditi e brasiliani. Allora, io sinceramente voglio questa cosa di Danilo, cioè tu hai dato questo fuorigioco per un tacchetto, cioè veramente per un tacchetto hai dato fuorigioco il 2-0 del Venezia. Vedi che il VAR a volte è una puttanata assurda, il tacchetto. Ma andiamo, vedi che è proprio una puttanata questo VAR, vedi? Intervenite sulle cose serie, sui calci di rigore, no su queste puttanate, no su queste stronzate, scusatemi il piccolo sfogo. Comunque stavo dicendo, Danilo, questione Danilo, se questo vuole venire via, io non te lo pago il giocatore, facciamo come ha fatto il Napoli con Zelischi e l'Inter. Vuoi andare via? Sì. Mi vuoi comprare ora? No, ci vediamo a fine anno. Ragazzi, a questo punto, buongiorno, fine gennaio, inizio febbraio ritornerà, va buon. Quindi è anche inutile andare a sprecare uno slot di scambi dove Raspadori lo potresti prendere veramente, potresti prendere qualche altro giocatore al posto di Raspadori, no? Quindi questo scambio Danilo-Raspadori, che secondo me alla fine non si farà per il semplice fatto che tu andando a regalare a questo punto Raspadori alla Juventus, più che altro vai a rafforzare una tua diretta concorrente anche per la lotta Champions League, ragazzi. Quindi non andiamo a rinforzarli per piacere, Vabbè. Ecco, quello che non concepisco, la Juventus vuole fare cassa con Danilo. No, il Napoli non ti deve far cassa il Napoli, punto, basta. O vuoi giocatore, o vuoi Raspadori, dammi 20 milioni. No, voglio Fagioli. E nei giorni scorsi, ragazzi, questa ipotesi che io mi ero fatto, ipotesi mia, ma perché il Napoli non va su Fagioli, è uscita la notizia, il Napoli, Antonio Conte è interessato anche a Fagioli, potrebbe essere inserito nella trattativa Raspadori. Qui già si inizia a ragionare, già si inizia sinceramente, bello, quando tiri, fratello? Eccolo, 2-0, no, questa volta gliel'ha dato. Gol 2-0 del Venezia, chi ha segnato? Oh, che è morto? Che è svenuto? Oh, Sverco. Oh, è svenuto. Ah no, cioè è vivo, pareva morto, non pensavo più. Comunque, a parte questo, ecco, quindi vi supplico, non va presentato con Maguire a Napoli, mi tengo Juan Jesus, ragazzi. Vabbè, comunque, noi ci vediamo questa sera, queste erano le notizie più importanti di giornata, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, questo video uscirà alle 9, io spero che l'Atalanta, che punticina ha perso, spero e me lo auguro.